Eder. Mech. Pallister. Ascoltando Covalero Last Edition, ci si avvede di un atteggiamento decisamente anomalo. Sembra un pesce che non vede l'ora di saltare nella padella, per tirarne fuori un altro che vi frigge da un pezzo, essendovisi messo dentro da solo. Eppure, il primo aveva tentato in ogni modo di non immergersi nell'olio bollente, quello delle contraddizioni, della confusione pazzesca, della reticenza e delle mere bugie. Il secondo pesce sapeva, poi bene, che dal tegame si finisce in tavola, cioè a processo. Vero è che il primo pesce, quello grosso avvistato alla prima ora da tutti, confidava nell'amicizia del cuoco, ed anche dei camerieri. In effetti il pescione poteva avere motivate speranze che il fuoco non gli venisse mai acceso sotto, cioè che indagini piuttosto approssimative si arrendessero ai suoi depistaggi, e di non finire sulla mensa, ovvero di non essere seriamente indagato e processato. Ma il tuffo di Covalero, un quarto grado carpiato, non si giustifica né con il suo antico vezzo anticonformista, né con alcun'altra smania di protagonismo, e non è certo sintomo di esibizionismo o pazzia. La sua spregiudicata esposizione ai media non può nemmeno motivarsi con l'amicizia o la solidarietà nei confronti di Sebastiano oppure, a ben vedere, di Liliana. Sotto quest'ultimo profilo è infatti dirimente l'assenza di qualsivoglia sua confidenzialità con Liliana. Quanti sono stati gli incontri, quante le telefonate, quanti i messaggi tra loro, negli ultimi 10 anni. Condivisione che, senza un briciolo di ragione e credibilità, insiste a negare a Claudio Sterpin, anche di fronte all'evidenza di una assidua, intima ed attuale, reciprocità tra i due. D'altronde Covalero non fa mistero che con Liliana si erano persi di vista, e non palesa alcuna frequentazione significativa, e men che meno, conoscenza delle sue intime relazioni, aspirazioni e, appunto, confidenze. A maggior ragione, lo stesso vale per la vicinanza del prode Fulvio, Last Edition con Sebastiano, che all'inizio della vicenda nemmeno conosceva, scade poi nella beffardaggine più becera, questo novello paladino del pudore muliebre, quando pontifica che la mancata pubblicità di una passione extraconiugale, che per definizione è votata al segreto, e nel caso specifico era ultra riservata per ben noti motivi, comprova la millanteria di Claudio ed al contempo la castigatezza di Liliana. Ed è un insulto all'intelligenza di chiunque lo senta, il suo invocare, che l'unica controprova idonea a smentirlo sarebbe, che torni Liliana dall'aldilà per confermare o meno la relazione amorosa con Claudio, ma a quel punto tanto varrebbe che ci dicesse prima chi l'ha uccisa e abbandonata. Dunque, l'apparizione mediatica di Covalero è scaturita motu proprio, appunto come il secondo pesce che accorre alla padella, e tanta impudenza è quindi motivata dall'interesse a risolvere la situazione critica di Sebastiano, che il GIP ha ora posizionato sotto una nuova e seria lente investigativa, e dirottare il sospetto di una sua complicità nell'occultamento e o abbandono del cadavere di Liliana. La metamorfosi di Covalero, si diceva da First a Last Edition, richiama i primi comportamenti mediatici tipici dell'omicida, dei suoi sodali o degli aiutanti da campo, osservati in criminologia. Il caso più eclatante fu quello di Zodiac negli USA, in Italia fu quello del mostro di Firenze. Si tratta cioè dell'attenzione spasmodica dell'omicida, e anche quello occasionale, quando trattasi di un narcisista predominante, per quanto viene pubblicato dai media. Questa particolare sensibilità, o morbosa prurigine, per i serial killer, spesso, assurge ad una sofisticata, ma diretta, esposizione personale, volta a prevenire la spontanea interpretazione di fatti che emergono nelle indagini, o nell'inchiesta giornalistica. Questo fenomeno è invero caratteristico dei delitti, senza l'immediato rinvenimento del cadavere, ovvero quando l'omicida prova a nasconderlo, anche se non sempre questa tattica riesce, ottiene così l'impossibilità di sancire l'ora della morte ed attua un sostanzioso depistaggio. Il caso di Liliana Resinovic è invero assimilabile, proprio a questa tipologia di delitto, in quanto l'innegabile traslazione del corpo è indice dell'iniziale volontà di farlo sparire. Ne deriva che, all'omicida è sopraggiunta la necessità, e ho la buona dritta, di far ritrovare il corpo in prossimità dei luoghi di ricerca assistita e favorita. La necessità è derivata dall'immediato allarme di Claudio Sterpin, dei vicini e dei parenti, che aveva reso oramai impossibile l'occultamento definitivo del cadavere, e comunque, il colpevole era chiamato, forse letteralmente, a mezzo Facebook, a liberare il luogo dove l'aveva provvisoriamente nascosto. La buona dritta in quanto, senza cadavere, sarebbero occorsi 10 anni per dichiarare la morte presunta e pervenire all'eredità, ed anche perché, le prime risultanze e la vacuità delle indagini, tutto sommato, suggerivano di far passare il misfatto come suicidio.
Tanto valeva quindi abbandonare il corpo ed inscenare il minimo essenziale per far credere all'azione autolesionista di Liliana. In sostanza Covalero è balzato improvvisamente sul proscenio mediatico, in metafora si è tuffato nella padella, nel momento esatto in cui il GIP ha imposto la pista omicidiaria, ovvero, quando oramai gli occorre discreditare i testimoni ed indirizzare sospetti su sconosciuti, assolvendo stranamente l'altrettanto sconosciuto, per lui, Sebastiano, proprio l'unico caro conosciuto, per Liliana, cui Covalero poteva rivolgersi. Non dimenticare di iscriverti a questo canale.